Azione di bonifica dei rifiuti alla foce del fiume Magazzolo di Ribera, dove i volontari del WWF hanno raccolto 1 tonnellata di rifiuti nel lato orientale dell'imbocco del mare. Queste azioni hanno lo scopo di dare un contributo alla grande campagna nazionale denominata Ripartiamo, che vede quali partner il Giova Beach Party, l'Intesa San Paolo, per pulire e recuperare 20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia. Insistiamo, noi non puliamo le spiagge, i laghi, i fiumi, ma offriamo un modo di replicare e diffondere la civiltà. A livello locale la manifestazione ha ricevuto il patrocinio del comune di Ribera e della cooperativa sociale Nica Ollus, presente all'evento con una qualificata rappresentanza, tra cui la stessa presidente Valentina Puma. In chiusura i volontari sono saliti sul Cosso del Paratore, dove l'ispettore onorario dei beni culturali per la Sicilia, Domenico Macaluso, responsabile scientifico del WWF Sicilia Area Mediterranea, ha spiegato i motivi nella denominazione Paratore, originata dalla struttura ivi esistente a metà dello scorso millennio per brillare il riso, e poi dalle risaie al verdura del giacimento petrolifero nel Magazzolo e la Madonna dell'Olio, le stampe d'autore fiammingo riguardanti i nostri siti e le ricchezze che possiede la nostra terra in termini di cultura, storia e natura, bellezze artificiali e naturali di cui godiamo gratuitamente finché durerà questa nostra civiltà. Con grande costanza finisce il comunicato stampa del WWF diretto dall'architetto Mazzotta: dovremmo insistere e ce la faremo, noi siamo il futuro che costruiamo.